2, 6, 9. Aspetta, mi metto a posto un attimo, scusa, vai, di nuovo. Vabbè, la Vabbè, battuta dai. era quella Susi dell'impianto. Patrizio News, dai. Senti, ma sei vestita di rosso anche tu? Sì, però dai, cioè è completamente diverso. Tu sei un rosso arancione, io rosso bordeaux, dai. Va bene, Ma neanche ci potremmo- sui rossi ci mettiamo Sì, d'accordo infatti, bene. ci Vabbè. potremmo proprio mettere d'accordo. Allora cominciamo Vai. con una notizia, mi spiace dirlo, ecco, ma lunedì 17 marzo Sì? è San Patrizio. Ah, Allora, naturalmente succede di tutto in Irlanda, succede di tutto perché è il patrono e quindi allora a Dublino c'è un grande festival di San sì, Patrizio, lo sapete, c'è no? È una cultura irlandese, già. sfilate, Ma anche musica, qui, cibo, sì, allora aspetta, fammi dire quello che c'è a Dublino. Sì? Allora, il lunedì 17 la parata che inizia a mezzogiorno da Parner Square e arriva ovviamente alla cattedrale di San Patrizio. Certo. E lì feste, controfeste, eccetera, eccetera. Hai ragione, anche qui in Italia ha preso piede San Patrizio, sì. nel senso che a Verona, a Milano, a Bologna, a Firenze, a Parma, a Padova, a Roma, a Napoli e a Bari Vabbè. sono festeggiate, sono segnalate delle feste per San Patrizio. A questo proposito, io vi darei un consiglio. Se andate in Irlanda, ça va sans dire, è francese, vuol dire, sì, è ovvio. Ma anche se fatevi un'assicurazione comunque. Sì. Perché si beve, c'è molto casino, si sa mai che magari non lo so, adesso non voglio dire, ma quindi andate sul sito Turisti per caso oppure su Italia Slow Tour, lì c'è lo sconto, un'assicurazione di viaggio. Fa sempre bene. Bevete, fate tutto Fa quello che sempre volete. bene. Vedi che ci dovevamo vestire di verde. È per vero, parlare di è San vero. Patrizio. Solo che, vabbè, un particolare No, tecnico. vabbè, no, Andiamo, no, sì, no. c'è il chroma key Non dietro. stiamo lì, cioè. Non ho capito da un bel po'. Il chroma key è verde, allora poi spariremmo. che Va bene, capito. dai. Vai. Allora, quest'anno l'equinozio di primavera sarà il 20 marzo. Vabbè. Presto, secondo me. Lo stesso giorno si festeggia anche il Navruz, cioè il capodanno persiano. Navruz, esatto. Celebrato in diverse culture dell'Asia centrale, del Medio Oriente, ma anche nei Balcani, è un patrimonio immateriale UNESCO. Cioè, le radici del Navruz arrivano proprio alla cultura zoroastriana, insomma, quindi con un calendario persiano, quando il calendario persiano si basava sulle festività e sui cicli naturali, naturalmente. Beh, vabbè, no? Naturalmente è l'equinozio. E quindi ci sono tante attività. Per esempio, si pulisce la casa. Dai. Sì, perché è come simbolo di rinnovamento. Poi, da noi è uguale. Esatto, poi Pulizia per di Pasqua, no? Pasqua. E poi c'è l'accensione del falò, i salti sul fuoco, bellissimo, lo scambio di regali, è una specie di Natale, non so come dire, no? Natale e Pasqua. Se dovete fare dei viaggi in Asia centrale, Medio Oriente, bello, anche nei Balcani, andarci il 20 marzo. Perfetto. Esatto. Senti, invece torniamo in Italia, è ricominciato il cammino di Vigneti Aperti, è un'iniziativa del Movimento Turismo del Vino. Beh, non solo, lo sapevo che andavi lì, no, certo si beve, si assaggia, certo, si visitano le cantine, però si fa anche wine trekking, è inglese, vuol dire dei percorsi del vino, perché, l'ho capito. Perché le vigne determinano il paesaggio, i paesaggi, no. Quindi non solo vino dentro la cantina, ma vigne attorno alla cantina, è estremamente importante. Tra l'altro, ecco, quindi informatevi dove avvengono queste iniziative, movimentoturismovino.it, vigneti aperti, e c'è una partnership, è inglese, vuol dire una collaborazione, con Agricamper Italia. Chi viaggia in camper potrà sostare vicino alle cantine e questo può essere molto comodo e interessante. Benissimo, io farò un bellissimo viaggio in camper nella parte diciamo della Toscana appenninica e lo farò in camper, va bene? Allora
nasce il parco ambientale della laguna di Orbetello. Attenzione, perché è molto importante, perché fra l'altro quest'anno c'è stata una moria di pesci dovuta al caldo, dovuta al fatto che l'acqua era troppo calda, eccetera. Giustamente si è pensato di farne un parco ambientale, insomma, nella laguna, perché poi, no? Questo parco si occuperà di monitoraggio, bonifica delle acque e sviluppo sostenibile. Ecco, effettivamente la laguna di Orbetello è straordinaria e anche molto misteriosa, perché mentre lo sai questo? No. Ma l'ho spiegato in un No, io video. ho mangiato del pesce pazzesco, Vabbè, ma dai, sì, buonissimo, certo, Orbetello, io dai me lo ricordo ancora. pescatori. No, ma mentre appunto il tombolo del nord, a nord, è sai, quello che chiude la laguna, Sì, sì. è naturale, Sì. il tombolo a sud, quello sotto, Sì. non può formarsi. Cioè, Quindi? lo diceva Pinker, un ingegnere italiano, E allora? e quindi sembra sia artificiale, cioè costruito in qualche modo insieme alla natura, perché la natura porta dei sedimenti, ma anche appunto l'uomo ha costruito una cosa che si chiama la tagliata, un sbarramento e un arrivo di acqua, in modo che quest'acqua porti Arrivano i sedimenti. Ma dai? E si sia formato il tombolo a sud. Pensate cos'è, pensate cosa vuole dire, pensate cosa facevano gli antichi. Pensate come abbiamo pubblicizzato l'Italia noi negli anni. A Torino, a Palazzo Madama, c'è una mostra che si intitola Visitate l'Italia, che racconta mezzo secolo di storia della nostra promozione turistica. Ci sono manifesti, guide, opuscoli. La mostra è a cura di Dario Cimorelli e di Giovanni Villa e racconta appunto l'evoluzione della promozione turistica Proprio che ci spiegano attraverso opere d'arte, attraverso illustratori, come abbiamo fatto a promuovere eccetera, l'Italia. eccetera. Beh, magari impariamo anche qualcosa, perché non è detto che siamo più bravi adesso di prima, No, certo, chissà se l'anno prossimo ci sarà una sezione in più della serie State a casa. No, beh, è uno scherzo, per evitare l'overtourism. Certo, se fanno me No, è che ministra del turismo. No, è che se tu la pubblicizza bene l'Italia e dici se vuoi venire a vedere questo è bello, questo è, allora avrai chiaramente un turismo più qualificato e meno di massa. Ma vabbè, cosa lo dico a fare? Vai avanti. Pensionati per caso! Pensionati per caso. State cercando un buon ritiro? Io sì. Dove trasferirvi? Dove stare bene? Io ci penso sempre, io ci penso in continuazione e malgrado abbia fatto tanti viaggi in giro per il mondo, cioè faccio fatica, sono sempre lì che tendo l'orecchio per capire dove andare, perché è una cosa è viaggiare, una cosa è andare per stare, no? E poi per star bene, insomma. Sì. E quindi ci sono 5 blue zone, dei luoghi la cui caratteristica è appunto una speranza di vita molto più lunga del normale. Dove? Allora, la buona notizia è che uno di questi blue zone è in Italia, cioè in Sardegna, la Sardegna, e gli altri 4 sono le isole Okinawa in Giappone, la penisola di Nicoya in Costa Rica, certo, e l'isola Icaria in Grecia. Isola Icaria in Grecia e Sardegna, non mi dispiace. Ce ne manca una? E Loma Linda in California. E quindi dai, abbiamo la possibilità di esaminare questi luoghi che sono i luoghi, le blue zone, il buon ritiro. Senti, c'è una notizia qua che non ci posso credere. Cosa? Pare che da New York si stia diffondendo una nuova tendenza. Assumere un lavoratore freelance, cioè un disgraziato, per fare la fila fuori dai ristoranti più alla moda, dai. che non prenotano ma dove la fila è molto lunga. Cioè tu non vuoi fare la fila, Non ci paghi mandi uno che fa la fila per te.
ma dai, ma non esiste. Certo, questi poveracci riescono a guadagnare dei soldi fino a $2000 al mese per fare appunto il prestanome alla fila, ma dai, ma però... Sono degli specialisti della fila. Ma sì, ma insomma, è uno sfruttamento, insomma, a me Vabbè, sembra io così invece, strano. scusa, ma proprio da pensionata per caso, voglio dire, mi piacerebbe moltissimo che ci fossero delle persone fuori dai supermercati con il carrello che mi accompagnano a casa e mi portano la spesa. Ma questo è un altro discorso. Questo, ma quella è una la roba fila da per andare al ristorante di quella è moda, una roba da dai. americani, Allora, questa è un'altra cosa da italiani. Allora andiamo a fare la fila, vabbè, d'accordo. Dai, vi salutiamo. Pensateci. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Aspetta a chiudere, ma un'ultimissima notizia, ma come tu ti sei dimenticata di dire che sabato 22 sarai a Ivrea alla festa finale dei Credendari Arancieri all'interno del famoso Carnevale di Ivrea, il 22 sabato, ma l'hai scritto sull'agenda, non dimenticarti, Ivrea.